E allora, eccoci rientrati, TV7 Match. Allora questa è stata la settimana del vertice europeo a Bruxelles, in primo piano le questioni migratorie innanzitutto. Ermanno, questioni migratorie che erano particolarmente importanti non solo per l'Italia, ma anche per altri paesi europei. La questione migratoria coinvolge ormai tutto il mondo. È un fenomeno che non si può frenare e sarà bene che si pongano delle soluzioni alternative al fatto di fare delle frontiere o di impedire alla gente di muoversi. Naturalmente noi non siamo pronti. E non siamo pronti come gli stati di un secolo fa non erano pronti di fronte allo sviluppo di un'industria, quindi del cosiddetto capitalismo, dello sviluppo delle industrie, e quindi da lì cosa è nato? È nato il fascismo, il nazismo, il comunismo, eccetera, che piano piano si sono spenti perché ormai la situazione è stata capita, superata e in parte risolta e in parte non lo sarà mai. Di fronte a questo fenomeno non siamo preparati, se non inventandoci delle nuove ideologie, ad affrontare un problema così importante come quello della migrazione. La migrazione è una cosa impossibile da frenare. Allora ci vuole più intelligenza, ci vuole più organizzazione. Ma attenzione, la migrazione dipende dal fatto che noi ci stiamo appropriando delle ricchezze di queste persone e queste persone, naturalmente sognando un futuro migliore, vogliono andare dove queste ricchezze creano benessere, e quindi l'Europa, e quindi l'America, e quindi tutti quei paesi che di queste ricchezze se ne approfittano e quindi poi sono più attrattivi nei confronti delle persone che stanno male. Certo, comunque ieri c'è stata una lunga trattativa tra i 28 e a tarda serata è arrivato il Premier Giuseppe Conte, soddisfatto. Sentiamo che cosa ha detto alla stampa. Esce un'Europa più responsabile e più solidale. L'Italia non è più sola. Se mi permettete vi illustro in qualche punto quali sono gli aspetti più salienti del testo, delle conclusioni che abbiamo approvato. È passato il principio che il tema della regolazione delle migrazioni e della gestione dei flussi migratori deve essere affrontato secondo un approccio più integrato, come avevamo richiesto, che riguardi sia la dimensione esterna sia quella interna e sia il controllo delle frontiere, all'articolo 1. Ancora all'articolo 1 è affermato il principio chi arriva in Italia arriva in Europa. Ancora, all'articolo 3 che ho qui davanti è affermato il principio che tutte le navi che attraversano il Mediterraneo, solcano il Mediterraneo, devono rispettare le leggi, quindi anche le ONG, e non devono interferire con le operazioni della Guardia Costiera libica. Tra gli altri principi che vi segnalo, all'articolo 5 c'è il principio di un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare. D'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli Stati membri. Ancora, sempre all'articolo 5 è prevista la possibilità di istituire dei centri di accoglienza per consentire lo sbarco e, se del caso, il transito dei migranti anche in paesi terzi, sotto il coordinamento e la cooperazione con l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per i migranti. Un altro principio che vi segnalo è all'articolo 6, per cui in Europa d'ora in poi si possono creare anche dei centri di accoglienza nell'ambito degli Stati membri, ma solo su base volontaria, quindi per i paesi che lo desiderano e che vogliano attrezzarsi per farlo ci saranno questi centri basati con una gestione collettiva europea. Ancora, vi segnalo l'articolo 7,
si è finalmente affermato il principio del rifinanziamento del Fondo fiduciario per l'Africa, che ci torna particolarmente utile per le rotte dei migranti nordafricani. All'articolo 8 avevamo chiesto, era il primo obiettivo del nostro piano, della nostra proposta, avevamo chiesto che fossero intensificati i rapporti e gli accordi con i paesi da cui hanno origine i migranti e anche con i paesi di transito. Infine, vi segnalo tra gli altri articoli l'ultimo, l'articolo 12, si afferma chiaramente la necessità di riformare Dublino e quindi anche tenendo conto poi delle persone che vengono soccorse in mare, alla luce quindi dei salvataggi e delle regole che noi chiamiamo tecnicamente di search and rescue. Quindi direi che nel complesso veramente possiamo ritenerci soddisfatti, è stata una lunga negoziazione, come ci dice anche l'orario, ma l'Italia da oggi non è più sola, come avevamo richiesto. Allora, questo in sintesi, Marotta, cosa dire, è un accordo vero o è un accordo finto? Io con la Lega non è che ci vado molto d'accordo, mai politicamente naturalmente, perché ho anche molti amici che sono della Lega, ma ci stimiamo vicendevolmente. Ma devo dare atto all'unica cosa seria che è stata detta finora e che è stata anche messa in pratica e spero sinceramente che venga mantenuta. L'ha detta il vero Presidente del Consiglio, che è Salvini in questo momento, che ha detto mai più le ONG toccheranno con le barche le nostre coste. L'unica cosa seria. Le altre cose, cos'è che ha detto fino adesso? La massaia, la nostra anziana che va a fare la spesa, che viene circondata, lo sappiamo perché è così, dai migranti, che ce ne sono ormai troppi, c'è poco da fare, ce ne sono troppi. Cos'è che pensa di quello che ha detto il signor Conte? Faremo la revisione di Dublino quando? Quando la gente ha votato perché si chiudessero delle partite. Mi sembra che invece questo governo, che colori ormai non si capisce più di che colori sono, comunque Lega 5 Stelle, non va da nessuna parte se non per le dichiarazioni roboanti di Salvini, che spero che non rimangano solo dichiarazioni, ma che siano anche atti. Adesso qualcosetta lo ha fatto, io spero che mantenga. Secondo me qualche sbarchino ce lo dobbiamo aspettare, poi voglio vedere dove sono tutti gli stati volenterosi dell'Europa che dice il professor Conte. Ma volenterosi di cosa? Che desiderano, come desiderano? Un accordo internazionale, qua abbiamo un professore di diritto internazionale, un accordo internazionale prevede che ci siano comunque dei diritti e dei doveri. Cioè tra le parti non può essere un desiderio, ma che andiamo a chiederlo a Orban, andiamo a chiederlo ai paesi di Visegrad, certo, tutti quelli che sa quanti migranti hanno preso nonostante ci fosse stato già un accordo, perché non è che si inventa oggi la collaborazione. La Repubblica Ceca ha preso 0 migranti, la Polonia 0 migranti, come si chiama? L'Ungheria 6 migranti, la Danimarca 0 migranti. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo prendendo in giro gli italiani ancora una volta. Professor Marrella, che impressione ha di questo accordo, di quello che ha detto il Premier Conte? Direi che insomma, dall'energia di partenza al risultato siamo arrivati un po' a una mezza misura. Bisogna premettere tuttavia che il Consiglio europeo, che è l'organo decisorio che qui è stato sollecitato, non è in grado di esprimere un trattato vincolante così semplicemente, quindi occorre ovviamente procedere per gradi e quindi anche l'idea di presentare i 10 punti come era partita. D'altronde Moavero Milanesi insomma, è una vecchia volpe dell'Unione Europea, per cui sa come procedere, per cui insomma, diciamo il modus procedendi era giusto. Però adesso arrivando ai risultati non è che poi ci siano delle proposte di soluzioni, quindi
Diciamo innanzitutto questo atto è un atto di soft law basato su principi, come lo chiamiamo noi, cioè una sorta di dichiarazione di buona volontà, di intenti con dei punti fermi, alcuni abbastanza positivi, ma siamo ancora molto in alto mare, per usare una parola a doppio senso in questo caso. Anch'io sono d'accordo con Gennaro che evidentemente basarsi sulla buona volontà degli altri Stati è esattamente quello che non si deve fare, perché è proprio quello il problema. Quello che non è stato toccato però in questo accordo, mi sembra, ascoltando adesso Conte, è invece la questione dei centri di identificazione, perché secondo la prima proposta dovevano essere finanziati e operati ovviamente in Italia, sotto però l'egida e sotto ovviamente con funzionari europei. Questo forse non era una cattiva soluzione, fermo restando che ovviamente poi va ridistribuito l'onere su tutti gli altri paesi, perché era una concretizzazione anche economica dello sforzo che occorre fare per il controllo. Bisogna dire, tornando a quello che dicevo prima, ma non voglio adesso parlare più del dovuto, che purtroppo per fortuna il fenomeno migratorio, ormai ci sono statistiche ben precise, è un fenomeno di portata epocale, quindi non è che si tratti di qualche migliaio o qualche centinaia di migliaia nemmeno. Qui i trattati internazionali che abbiamo in vigore sono basati su questo tipo di modello, cioè oggi parliamo di, appunto, secondo le previsioni, 7 miliardi e mezzo in Africa nei prossimi 20 anni, 350 milioni di persone certo, i numeri sono destinati che sono ai confini del Sahara, quindi non è che si può adesso, e giustamente bisogna lavorarci, però bisogna fare un po' di più, insomma, diciamo così. Certo, allora Valdegamberi, un accordo a metà, è cambiato veramente qualcosa o siamo appunto al capo? Ma intanto con Salvini è cambiato un po' l'atteggiamento, nel senso che ci sono delle posizioni radicali, forti, che mi auguro poi possono anche apportare anche delle decisioni poi normative altrettanto coerenti a livello europeo. Ma il problema per me va affrontato non semplicemente respingendo, ma va affrontato alla radice. L'Europa, e ci sono stati europei veramente responsabili di questo, come la Francia, deve cominciare a cambiare politica nei confronti dell'Africa. Non solo l'Europa, tutto il mondo, ma l'Europa in particolare, perché se non si va alla radice, se ci sono queste pressioni di movimenti di popoli che partono da questi paesi, in buona parte francofoni, che vengono verso l'Europa, vuol dire che c'è un problema là da risolvere. Oltre che ovviamente esserci anche poi una grande speculazione, perché chi viene qui di solito non è chi sta morendo di fame, ma chi ha dei denari da parte e ha la possibilità di pagare delle organizzazioni malavitose che poi fanno i trafficanti verso l'Europa. Quindi occorre porsi prima di tutto il problema: cosa sta succedendo? Possiamo fare un piano di investimento in quei paesi, possiamo farci carico, finché abbiamo stati come la Francia che li stanno sfruttando, che stanno sfruttando questi paesi, giocano sul loro debito, li tengono sotto, sfruttano le materie prime, le risorse e poi si lamentano con l'Italia perché li spingiamo. C'è qualcosa che non funziona nell'Europa stessa, al di là dei buoni intenti, dei palliativi di questi accordi. Alla fine dobbiamo veramente avere il coraggio di capire dove sta la radice del problema e cominciare a lavorare in Africa. Poi il fatto di fermarli, ho apprezzato anche la visita dei Salvini in Libia, dove tra l'altro i libici hanno detto no ai confini col Mediterraneo, portiamo i confini quindi con i stati di provenienza, quindi verso nel mezzo del deserto. Cioè, tutti cercano di spostare ovviamente prima dell'ingresso del loro paese. Ecco, diciamo che spostiamoli ancora più indietro, lasciamoli a casa loro e cominciamo a investire a casa loro e vedere a casa loro perché si muovono e cerchiamo di bloccarli, visto considerato che buona parte di questi governi da cui provengono sono sotto il controllo di stessi europei, in primis la Francia. Certo. Beh, quello che fa pensare comunque è che, io vorrei tornare un attimo su quello che ha detto Conte, quello che appare comunque è che si sia tornati a casa con poco E poi un'altra cosa, c'è l'identificazione. Noi abbiamo avuto una vergogna di tempi biblici per identificare
chi ha allo status di profugo, perché probabilmente poi anche una volta identificati non saprebbero cosa farne, e quindi il problema è veramente, io credo che abbiamo, se ci sono situazioni nel mondo dove qualcuno è discriminato, vive in situazioni di guerra, dove non sono le condizioni previste dal diritto internazionale per essere riconosciuto come profugo, avere il diritto a venire, io credo che intanto si porta i documenti, secondo può avvicinare, dobbiamo valorizzare le nostre rappresentanze diplomatiche europee, italiane, di altri paesi che ci sono ovunque, uno deve rivolgersi lì, non deve attraversare il deserto per venire, perché penso che un consolato, un'ambasciata oppure un punto di riferimento si può trovare comunque in quei paesi senza venire in Europa, quindi questo è un alibi, cioè non è vero che di questi non ce n'è neanche uno che è profugo. Le ambasciate italiane in Africa vendono i permessi. Sì, ma invece sentiamo, guardate, poi se parliamo di ambasciate ne avrei molti da dire, ne avrei molti da dire. Sa cosa fanno in Africa di innovativo? Ne avrei molto da dire, perché per esperienza addirittura diretta. In Niger, l'ho letto in internet, in Niger hanno spostato un loro ufficio che esamina le pratiche di chi poi può venire portato in Francia, non in Italia, e fare il migrante sui barconi. Sa quanti sono stati spostati in Francia con questa grande iniziativa che hanno fatto nello stato del Niger? 6 persone. Mi domando, ma ci prendiamo in giro? Ma ci facciamo prendere in giro da questi francesi? Ma è mai possibile? Ma viva l'Argentina! Dopodomani giocano con l'Argentina e io spero che perdano sinceramente i cari cugini, perché se questi sono cugini siamo messi male. Detto questo, per dire anche che dall'accordo che hanno fatto viene fuori un'altra cosa che viene detta sottovoce, che la signora Merkel ha già detto, per mettere a posto il suo governo, che le persone che sono arrivate in Germania come in seconda battuta ce le rimanda indietro. Ce le rimanda in Italia. Cioè mi domando, ma questo facciamo finta di non vederlo? Hanno detto chiaramente che il paese fino a quando non ci sarà la revisione del trattato di Dublino, quello è perfetto. Allora la Merkel ne ha approfittato, ha detto: visto che io ho bei problemi con il mio ministro degli interni e il mio governo, io rimando indietro, mi risolvo questa cosa rimandando in Italia tutti quanti quelli che sono arrivati in seconda battuta. Sulla questione migratoria, e noi cosa continuiamo a prendere tutti, e con il titolo che avete fatto che dice Macron, noi li espelliamo, a voi accoglierli. Ma qual è questo accordo? Ma Conte cosa è andato a fare lì? Conte dovrebbe mettersi l'armatura e mettersi alle coste, come gli ha detto il suo premier Salvini, e prendere e respingere le navi ONG, le navi che vogliono portarci altra gente, perché non possiamo più accoglierli. Non è questione umanitaria, perché ha ragione il professore, io l'ho detto ancora anni fa, è un esodo, e l'esodo non lo fermi, perché quando è capitato agli ebrei con gli egiziani, nella Bibbia c'è un libro che è il libro dell'esodo, ci sono state le piaghe, è impossibile bloccare un esodo, però bisogna almeno cercare di governarlo. Da noi ce lo governano la Merkel da una parte e Macron dall'altra, e non è più accettabile. Certo, allora una cosa curiosa, no? A proposito di quanto riguarda questo vertice, abbiamo messo a confronto le parole di Conte e quelle di Renzi a un vertice di qualche anno fa a Malta. Sentiamoli. Di transito. Infine, vi segnalo tra gli altri articoli l'ultimo, l'articolo 12, si afferma chiaramente la necessità di riformare Dublino, e quindi anche tenendo conto poi delle persone che vengono soccorse in mare, alla luce quindi dei salvataggi e delle regole che noi chiamiamo tecnicamente di search and rescue. Quindi direi che nel complesso veramente possiamo ritenerci soddisfatti, è stata una lunga negoziazione, come ci dice anche l'orario, ma l'Italia da oggi non è più sola, come avevamo richiesto. Quelli che vanno nelle trasmissioni televisive a dire si risolve tutto in 4 e 48, che raccontano che l'Italia è stata isolata, oggi hanno avuto una risposta molto chiara. Naturalmente per gestire queste partite occorreranno mesi, forse anni. Non si pensi che di fronte al dolore della guerra, della fame, della carestia, della dittatura, a qualcuno basti un tweet per fermarsi e non cercare di venire in Europa. Ecco, insomma, entrambi hanno detto che l'Italia non è più isolata, che non è
sola. Ecco, invece su questo accordo Salvini è stato invece abbastanza prudente, diciamo, dice aspettiamo a vedere, ascoltiamo cosa ha detto. Con i governi passati eravamo noi a inseguire francesi, tedeschi, olandesi e spagnoli, adesso c'è il resto d'Europa che vuole aiutare l'Italia, ci siamo detti disponibili a mettere dei veti e abbiamo detto dei no all'intero documento se non ci fossero stati interventi importanti sul tema immigrazione. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi, i fatti concreti. I numeri, i soldi e i fatti concreti, Ermanno. Allora, possiamo discutere fino all'infinito su questa problematica. Ci sono milioni di persone che vogliono spostarsi da un continente a un altro e naturalmente chi parte ha tutte le sue problematiche, compresa la sopravvivenza e la vita, chi è da questa parte che ha un tenore di vita chiaramente molto, molto diverso, poi ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ma comunque c'è un sistema che funziona, che ha una capacità di accoglienza che ha un limite, oltre il quale il sistema va in tilt. Questo l'abbiamo percepito ormai da anni, tutti hanno cercato di sistemare questa cosa, ma nessuno ci è mai riuscito. Grandi riunioni dove ci sono grandi scambio di buone intenzioni e il Manzoni diceva che ne è lastricato l'inferno di buone intenzioni per cui diciamo che poi tutte le cose rimangono esattamente come stanno. È giusto quello che dice Salvini perché non c'è una risposta concreta. Non è che si dice da domani mattina prendiamo un solo migrante che non ha diritto di restare in Europa e lo mandiamo a casa, uno, facciamo uno per tutti, ci sarebbero 500.000? No, uno, quello non si fa, quindi chiaramente è un prendere tempo e il tempo in questo caso va a svantaggio del problema, il problema si aggrava, ma noi giustamente guardiamo l'Europa e solo l'Europa. Ma io vorrei invece considerare un altro aspetto, la Libia. Allora, con la nostra accoglienza, tra virgolette, che frutta un sacco di denari a taluni e a altri invece impoverisce, questa accoglienza pagata dallo Stato, fa sì che la migrazione aumenta. Non è che la Libia stia bene. Che poi la Libia sia in una situazione catastrofica determinata sempre dalla fatidica Francia, lo sappiamo, perché c'era un sistema, un regime, c'era un governo che poteva piacere o non piacere, ma comunque era sicuramente meglio di quello che sta succedendo adesso in Libia. E avremmo potuto anche influire su quel tipo di governo o influire in un cambiamento di quel governo, ma la Libia in questo momento, a parte che anche lì se ne approfitta dell'immigrazione, sta male, perché è un paese di transito dove chiaramente anche i libici non è che ci godono, poi c'è quelli che ne approfittano e succedono dei disastri, lo sappiamo, ma non perché i libici, e ci sono stato, siano cattivi, ma perché anche gli italiani non sono cattivi, ma di fronte alla marmellata ci si sporcano anche le mani anche gli italiani. Ma la stessa cosa avviene negli altri paesi africani, perché il Chad è preso in mezzo, perché il Niger è preso in mezzo anche lui e non sono paesi che possono accogliere. Quindi c'è un'orda di persone affamate e desiderose di un'altra vita che passa attraverso tutta l'Africa, il Nord Africa e arriva fino all'Europa e noi stiamo a discutere se Conte ha detto così piuttosto che ha detto colà. Ci sono delle persone che muoiono e delle persone che avrebbero, attenzione, il diritto di stare a casa loro e non possono starci. Perché non ci possono stare? È un problema semplicissimo, perché gli rubiamo tutto. I francesi fanno man bassa,
I belgi hanno fatto man bassa. Se non c'è uno Stato o un'organizzazione come c'era una volta, primitiva per carità, ma c'era in Africa, noi l'abbiamo distrutta. Le loro tradizioni, la loro cultura è stata demolita dall'Europa e dagli occidentali. E allora adesso ci viene addosso lo tsunami. Abbiamo provocato un terremoto e adesso subiamo lo tsunami. Sì, ma però dobbiamo pensare, non aiutarli a casa loro. Diamo la possibilità di vivere tranquillamente a casa loro vendendoci a prezzo di mercato quello che noi normalmente andiamo a rubare. Uno per tutti, così non parliamo male di francesi, l'ENI in Nigeria. Un disastro. Le tangenti che hanno distribuito in Nigeria ormai da 30 anni, 40 anni, perché fu Mattei a scoprire il petrolio in Nigeria, quindi è merito suo, e praticamente l'ENI ha quasi il monopolio. L'ENI e la Shell hanno il monopolio di estrazione del petrolio, ma non lo pagano la gente che sta là. Influiscono su quel governo, se quel governo non funziona lo si fa saltare, se ne mette un altro che stia dalla parte nostra, perché noi abbiamo bisogno di andare al distributore di benzina e fare il pieno di benzina. Ma è giusto, no? E poi il migrante che stia a casa sua, sì, ma se noi quel petrolio lo pagassimo, non poco, no, non dico poco, lo pagassimo qualcosa, perché lo rubano. Non è mica vero che quello che viene fuori viene pagato alla Nigeria, perché nessuno va a controllare i contatori, si va a spanne, così si fa col petrolio. E se ne viene fuori un po' di più, c'è sempre il politico della Nigeria. Io ho conosciuto personalmente il ministro del petrolio nigeriano. Noi abbiamo fatto in Nigeria la televisione nigeriana digitale, l'abbiamo costruita noi, abbiamo vinto un appalto assieme alla JVC giapponese. Loro hanno chiaramente più forza di noi abbiamo la tecnologia e quindi l'abbiamo portata lì ed è stata una bella cosa. Ma chi comanda lì non è mica il Presidente del Consiglio, è il Ministro del Petrolio, perché è lui che gira i soldi. Assieme no, è il ministro di tutti, è il ministro per eccellenza. Questa è la situazione. Allora, cosa stiamo parlando? Non credo che una legge, un accordo europeo possa frenare l'avanzata di centinaia di migliaia di persone. Datemi una risposta a voi, se c'è qualche soluzione in questo senso. No, dicevo, scusate, quello che dicevo io prima, sì. Cioè bisogna cominciare a curare all'origine i problemi, non serve poi cioè, riesci a arginare fino a un certo punto, puoi cercare delle soluzioni, ma quando la gente si muove e quindi io credo che in quei paesi lì bisogna veramente, l'Europa per prima, a cominciare dalla Francia, a cominciare intanto a essere più onesti, nel senso che di fare una politica che crei risposte ai bisogni della gente in quel paese, e c'è la possibilità di farlo. Ma io piuttosto di spendere queste marea di soldi, miliardi di risorse, perché non aiutiamo i nostri mali imprenditori che possono andare lì, investire, lavorare lì, far crescere anche queste persone, abituarli al senso, anche rieducarli, formarli al lavoro. Ci vuole la volontà. Però ci vuole la volontà, perché è chiaro che se tu credi persone senza speranza, senza futuro e li porti via di tutto, è chiaro che poi questi qua partono e vengono qua. Certo, ma professor... No, volevo far intervenire il professor Comunque, Marrella. Scusi, finisco. Anche i stessi vescovi che sono o religiosi, che io ho visto anche dei religiosi nostri bravi che hanno fatto delle missioni, hanno fatto le scuole, hanno aiutato a coltivare la terra, eccetera. Questi sono degli esempi positivi di collaborazione, però spesso vengono da iniziative, in questo caso nel mondo religioso, particolari, però anche le grandi organizzazioni umanitarie sono fatte da 4 funzionari che hanno la villa là e i soldi se ne mangiano loro, non vanno a finire la buona per la gente. Appunto, no, come si diceva, no? Come si dice, che le buone intenzioni sono tante dopo. Marrella, tra l'altro poi c'è
veramente uno scontro anche tra Italia e Francia di interessi, no? Sì, infatti ascoltando il dibattito io penso che, se posso un attimo riallacciarmi poi a Conte e al dibattito che si è sviluppato fino adesso, che quello che manca in quel documento è proprio la strategia di breve, medio e lungo, che dà la concretezza delle azioni, perché se parliamo di, appunto, sviluppare l'Africa subsahariana non è certo l'obiettivo di breve periodo, sarà di lungo, e quindi è quello che manca in quel documento e che mostra che si tratta sì di un documento politico generale di partenza, però teoricamente potrebbe andare avanti 10 anni, 15 anni, e l'Italia cosa fa nel frattempo? Quindi il problema di breve e medio è tutto lì, non è stato risolto per nulla. Ora, con che metodo si può cominciare a risolverlo? Non possiamo certo dichiarare guerra ai francesi, né possiamo essere noi colpevoli di tutto quello che è successo in Africa, anche perché rispetto agli altri, belgi, francesi e quant'altro, non è che siamo stati poi diciamo, dei colonizzatori particolarmente... Ma chi è che rinuncia? E qui da quello che succede si capisce che non c'è nessuno che è disposto a rinunciare, no? C'è lo scontro ad esempio tra la Total e l'Eni proprio certamente proprio in perché, Libia, no? è perché se vogliamo riallacciandoci all'inizio di questa trasmissione, la Francia non ha avuto la storia che ha avuto l'Italia dagli anni 80 ad oggi, è un paese che si è sempre sentito una potenza di medio raggio, ha avuto sempre una politica sull'Africa, ha un passato coloniale, quindi i nostri cugini in realtà sono molto diversi da noi nella storia politica internazionale che hanno messo in piedi in questi anni. Non hanno basi militari straniere nel territorio, perché De Gaulle evidentemente non le ha volute, mentre noi abbiamo delle basi di governi stranieri, anzi abbiamo almeno 6 basi americane e altre basi con la NATO, quindi insomma non è facile poi trovare, come dire, delle risposte. Le grandi imprese rientrano nella politica internazionale francese, quindi non mi sorprende che la Francia faccia una politica anche militare più o meno palese a difesa delle loro imprese. Sono obbligati a formarsi lì, c'è un controllo. Sì. Le ex colonie hanno delle regole, tanto hanno un debito da pagare. Un debito, certo. Hanno fatto dei lavori francesi anni 70, avete fatto i lavori, noi siamo liberi, però vi pagate quello che noi abbiamo investito da voi, quindi hanno legato col capo al collo tutti gli stati. Guarda, io mi sono specializzato a Parigi e alla Sorbona, quindi conosco bene il mondo francese. Chi erano i miei compagni di studi? Erano i figli dei vari presidenti della Repubblica africani, quindi come mai? Evidentemente c'è una politica disegnata a tavolino che parte dall'educazione e va fino alla Total. Poi i governi sono governi fantoccio francesi, quindi inutile che siamo ipocriti, cioè è l'Europa che governa gli stati dove c'è il problema, e il problema viene verso l'Europa, c'è un cortocircuito che non funziona, bisogna cercare di risolverlo, visto che siamo noi la causa, perché non cerchiamo di trovare la soluzione. Comunque chi ha l'influenza diversa. Scusate. L'amico professore ha detto una cosa giusta. Manca nel documento comunque la visione a breve termine, medio termine e lungo termine. Io parlo del breve termine, l'emergenza, cioè quello che stiamo vivendo. Sappiamo che comunque sia i migranti non arrivano solamente dall'Africa, perché mi sa che molti non sanno che noi abbiamo una migrazione che arriva dall'Oriente, che arriva tramite l'Est e quindi ci entra tra parentesi in Veneto, in Friuli, Venezia Giulia prima di tutto. Giusto per ricordare che questo comporta anche una spesa pubblica nostra che non viene tenuta in assoluto conto dall'Europa. Il fatto che ci abbiano regalato, che Renzi si sia fatto regalare, che i 3,3 miliardi di euro che spendevamo e spendiamo annualmente per i migranti andavano conteggiati fuori del patto di stabilità, ok? Sinceramente io sarei dell'avviso che non mi interessa che siano fuori del patto di stabilità, mi interessa che li paghi l'Europa. Perché dobbiamo continuare a pagarli noi? Altra cosa, reddito di inclusione, si parla tanto di reddito di inclusione. Se voi andate a vedere le statistiche, siccome io ci lavoro anche, la percentuale al sud è già diversa, perché al sud ci sono molte persone italiane, ma al nord le domande sono all'80% di stranieri extracomunitari. Tra questi non solo quelli che vengono da giù, ma anche quelli che vengono dal lato, certo. Okay? E questi sono soldi pubblici nostri, certo, che diamo a gente, per carità, ci sono molti che hanno avuto il lavoro e l'hanno perso, per carità, non voglio dire di no, ma ci sono moltissimi che non hanno mai versato un euro alle casse dell'INPS
e noi ci troviamo in tutti i comuni a dover soddisfare un reddito di inclusione, quindi a dare una risposta non solamente con il reddito di inclusione ma anche con lo Stato sociale, perché i soldi che vengono fuori dai contributi sociali sono soldi delle tasse dei cittadini italiani dei cittadini delle città che pagano la Tari, che pagano le tasse comunali, cioè l'IMU e compagnia cantante. Non è più accettabile, cioè, le assicuro che c'è una... guardi, e poi mi taccio, giusto per dire, lei sa quanti migliaia di giovani minorenni non accompagnati vengono fuori dall'Albania? C'era chi veniva in Italia, ho letto proprio anche su un giornale, mi sembra Repubblica, addirittura con il nome e cognome dell'assistente sociale del comune di Brescia o del cavolo, mi hanno detto di venire qua. Sa quanto costa un giovane, un minore non accompagnato? Almeno 20-30 mila euro all'anno per il mantenimento. In comunità, certo. Ok? Io quando sento parlare... I giudici hanno preso questo che ha fatto una rapina e adesso lo mettono in comunità. Oh Madonna benedetta, via altra spesa. Cioè, ci sono poi le cose che ha voluto il centrodestra, in particolare il nuovo centrodestra quando c'era, le cose per la famiglia, no? L'assegno di maternità e il nucleo familiare. Andate a vedere. Nella maggior parte sono migranti extracomunitari che chiedono i contributi. Non ci sono cittadini italiani, perché 3 figli, un italiano, non ce li ha. Certo, beh, questa è la conseguenza di una presenza... la conseguenza, ma sono soldi nostri, sono soldi pubblici. No, io non sto dicendo, non ne sto facendo una questione che devono rimanere nelle nostre tasche, ma sicuramente dovrebbero servire ai cittadini italiani prima di tutto. Chiaro. Allora, facciamo un breve break pubblicitario, dopo torniamo subito e continueremo allora a parlare di questa situazione, ma parleremo anche un po' di quelli che sono i rapporti come dire, tra i paesi europei e non solo europei, tra poco.